Mondo da Facebook e buon pomeriggio a tutti, un spettacolo di spettacoli live, ricetta che si avvicina al primo dell'anno, il nostro capodanno da tamponi o da zamponi, boh, non si sta capendo niente, comunque buon pomeriggio a tutti, un spettacolo di spettacoli. Dicevo, per un risotto buono per Capodanno, intanto ci vuole la pazienza per fare un risotto buono, il tempo e la pazienza e l'amore per la cucina. Mondo da Facebook, il risotto e i funghi e salsiccia, spettacolo di spettacolo. Dicevo poco fa a mia moglie che mi riprende che l'ultimo risotto che ho fatto qua dentro ha superato 2 milioni di visualizzazioni e grazie a voi, grazie a tutti voi di cuore, più di 2 milioni, quasi 3 milioni. Mondo da Facebook, intanto un risotto buono, funghi e salsiccia. Abbiamo preparato un buon brodo vegetale, carote, sedano, cipolla e un pomodoro, uno spettacolo di spettacolo. Poi abbiamo preparato 300 grammi di salsiccia, 300 grammi di funghi freschi, un po' di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, un bicchiere di vino bianco, un po' di formaggio a piacere che qua e del riso. Ma dovete fare? Più facile di così per un risotto non si può, spettacolo. Allora, intanto il brodo di cottura delle verdure, il brodo vegetale, lo mettiamo da parte. Una padella come questa, allora andiamo a mettere un po' di olio extravergine, un spettacolo, 2 spicchi d'aglio che li abbiamo qua. Facciamoci un po' di spazio perché, come dico sempre, non abbiamo una cucina professionale qua, è una cucina che cuciniamo per noi, però l'importante è il risultato alla fine di quello che ne esce fuori, una crema come di qui, lo spettacolo, vai. E allora, 2 spicchi d'aglio, ragazzi, così tutto live, 1 e 2 e 1 e 2. Mettiamolo all'interno. Aggiungiamo un reattore, un spettacolo. Andiamo a uscire la salsiccia dal budello, perché la prima cosa che faremo è questa. Salsiccia con il finocchietto selvatico, usanza siciliana, guardate. Usciamola tutta dal budello, così. Una, andiamo a fare l'altro e 2. I funghi già li abbiamo tagliati per accelerare sempre i tempi della realizzazione del video, perché per fare un buon risotto, come dico sempre, ci vuole tempo, quando tempo e pazienza. L'importante è il risultato all'ultimo, un spettacolo. Vedete come esce dal budello la salsiccia fresca. Andiamo a soffriggere il tutto adesso. Andate fe. Vi saluto tutti, si avvicina il primo dell'anno. Capodanno con risotto. Speriamo in bene per tutti noi. Ok. Come dicevo, aggiungiamo un reattore, un spettacolo live. Ragazzi, la salsiccia è qua, vedete? Qua abbiamo i funghi. Adesso vi farò vedere tutta la preparazione e il risultato finale, perché quello che conta è il risultato finale. Risotto, funghi e salsiccia è live, lo spettacolo di spettacoli oggi per il buon anno a tutti che si avvicina l'anno nuovo. Brodo vegetale fatto da me, tutto fresco, pomodoro, carote, cipolla, tutto fresco qua, ragazzi. Vedete il brodo originale vegetale. Andiamo a tirare sull'aglio, andiamo a mettere la salsiccia. Coturiamola un po', salsiccia condita con sale, pepe e finocchietto selvatico.
Vanno a vedere un risotto, ragazzi, a dir poco eccezionale, una crema, un spettacolo. Grazie a tutti per l'Excel, un spettacolo di spettacoli live. Dai. Abbiamo un pomeriggio libero con poca gente, abbiamo deciso di preparare questo risotto, un spettacolo di spettacoli sempre per voi. Dicevo sempre, non abbiamo una cucina professionale, però quello che conta alla fine è il risultato finale. Andiamo a sfumare con vino bianco, facciamo evaporare l'alcol, ragazzi, giusto? Vedete? Tutto live, tutto live. Adesso poi la salsiccia e i funghi si finiranno di cuocere assieme al riso, giusto? Adesso faremo la preparazione del riso aggiungendo il brodo vegetale al riso. Facciamo evaporare l'alcol e aggiungiamo i funghi e copriamo tutti per un paio di minuti e prepariamo un risotto, quando lo spettacolo. Un po' di sale, come vedete, un spettacolo di spettacoli. Il brodo vegetale è questo di qua, e allora ragazzi, un'altra pentola come questa di qua e a fare il preparato per il risotto, un po' di fosforescenza. C'è chi usa il burro, ma io non uso quasi mai il burro. La cucina siciliana si basa sulla fosforescenza, olio e sapete di oliva. Poi se volete, voi potete mettere anche il burro, ma io non ne metto. Andiamo a fare un po' di trito di prezzemolo. Di qua, voglio vedere il condimento, già quasi pronto. Vedete signori miei, che spettacolo che c'è qua, tutto live per voi. Già questa cottura va bene, lo prendete e lo mettete da parte qua, ragazzi. Andiamo a tossare il riso, olio d'oliva e il riso, ok? Mettiamoci il brodo accanto, guardate tutti i passaggi che farò, giusto? Non metto il vino anche nel riso qua perché già ho sfumato la salsiccia col vino bianco, ok? Abbiamo messo 500 grammi di riso, 300 di salsiccia e 300 di funghi prataioli freschi. Andate fare. Abbiamo tossato il riso, aggiungiamo un mescolo di brodo vegetale, senza zucchero, senza ingrassi. E mescoliamo. Quando si asciuga il brodo vegetale ne aggiungiamo un altro e via facendo
a consumare tutto il brodo che abbiamo preparato. Giusto ragazzi? Mescoliamo sempre, vedete è preparato, qua già tutto pronto. Sotto i funghi per Capodanno. Ricordiamo sempre di mescolare. A metà cottura aggiungiamo tutti gli ingredienti del risotto. Ok. E mescoliamo. E mescoliamo. Come dicevo sempre ci vuole pazienza pure sotto buono ragazzi, però il risultato è eccezionale, un spettacolo di spettacolo, come dico sempre io, dicevo sempre grazie a tutti per le condivisioni, una gocciolata a pelone l'ho fatti lazzo ieri, provateli che è una ricetta molto antica. Spettacolo di un risotto. Abbiamo fissato le verdure ragazzi per facilitare di prendere il nostro brodo. Vedete c'è il riso come mette a rilasciare l'amido, ragazzi, un spettacolo di spettacolo. Il risultato finale sarà fantastico, cremoso, tutto omogeneo. All'ultimo metteremo un po' di formaggio, essi già ci potremo mettere, mezza cottura, ok? Non mettete mai la fiamma troppo alta per il risotto, giusto, fiamma medio bassa. E mescoliamo sempre, giriamo sempre a far finire tutto il brodo di cottura. Ci siamo? Spettacolo di risotto dicevo poco fa, l'ultimo risotto ha superato 2 milioni di visualizzazioni, 2 milioni, quasi 3, un spettacolo, grazie sempre ai miei follower, siamo quasi a 180.000 follower, sottolineo a dire anche questo. Risotto funghi e salsiccio, spettacolo. Vedi che pazienza che ci vuole per fare un risotto, vedi che pazienza che ci vuole. Chi si film non vogliono fare mai il risotto? Ma non è vero. Che è un procedimento molto lungo, però poi alla fine il risultato è ottimo ragazzi. Amore, I cinesi ci mettono canazzo, mangiamo sempre pasta. me lo cucini E tu noi il riso. ci mettiamo, e poi se ne mangiamo sempre il riso, e noi se ne mangiamo sempre pasta. 1-1 pareggio. Ancora siamo quasi a 3/4 cottura ragazzi. Diretto un po' lunghina, però molto bella da vedere e poi molto. Aggiungiamo altro messo di brodo di cottura della pasta, di brodo vegetale ragazzi. Guardate che già il risotto mette a fare la sua crema,
il riso scarica l'umido, l'amido nella pasta e non risotto. Tutto uno spettacolo in live, Salve. uno spettacolo ragazzi. L'umido e l'amido è la stessa cosa, è la stessa cosa. L'importante è il risultato poi. Alla fine vi farò vedere qualcosa di spettacolare. Diciamo spettacolo. Risotto per Capodanno. E che spettacolo! Fatene tesoro di questa ricetta, fatene tesoro. Ragazzi, non vi annoiate perché il tempo della cottura del risotto ci vuole, giusto? E potremmo fare un risotto crudo, se no poi non scarica l'amido per bene. E ciò si deve sempre mantecare in questo modo, in modo tale che si cuoce e il risultato è spettacolare. Sì ragazzi, ieri sera c'è stata una festicciola tra amici, mi messo a cantare e a ballare, e ciò. Qualcuno che mi cercava di pomeriggio e non mi ha trovato, il motivo è solamente questo di qua. Un spettacolo di spettacolo anche con gli amici. Ed è arrivato senza voce. E andavamo senza voce. Ora facciamo una bella seduta salata, o un'acciuga, metodo antico e ti ritorna la voce. Aggiungiamo brodo. Già prima che mi dà un piatto che è l'impiattamento del succo di sopra e ci siamo quasi. Lo vuoi mettere qua o un altro piatto? No, altro piatto. Un spettacolo con risotto, funghi e salsicce live per tutti i miei follower che credo che oggi festeggiamo 180.000 follower. Un spettacolo di spettacolo. Un piatto per l'impiattamento e ti paghi solo con le carote. Un spettacolo, cerca un spettacolo. Ragazzi, ci siamo quasi. 700 quasi in live, 500 stelle ricevute. Vi ringrazio sempre tutti quanti, di vero cuore. No, questo qua. Aggiungiamo un po' di sale adesso e pepe a fine cottura. Ricordiamo questo, ricordiamo, a parte il fatto che il risotto ci vuole un po' di tempo per la preparazione, però ricordiamo che questa diretta è integra dalla A alla Z. La diretta è bella per questo, che i video si vedono dalla A alla Z.
Siamo quasi. Come vedete il brodo vegetale che abbiamo preparato, ragazzi, qua è quasi tutto finito, vedete? Ce n'è solo un altro pochettino. Tutti i condimenti, i passaggi. Vi ho detto che abbiamo messo 500 grammi di riso, 300 grammi di salsiccia, 300 grammi di funghi, un bicchiere di vino, 2 spicchi d'aglio, la fosforescenza non può mancare mai. E come vedete il risultato lo vedete qua in pentola. E già quasi a fine cottura ci siamo. Il nostro risotto è quasi cremoso. Faccio un paio di minutini. Adesso facciamo l'assaggino, vediamo com'è di sale e di pepe. Minuti e siamo pronti, ragazzi. Risotto al dente e cremoso, perché poi diventa troppo cotto, giusto? Ok. E allora, usiamo di pepe, un pizzico di sale, dopo un pizzico di fosforescenza, aggiungiamo un po' di formaggio adesso. A piacere il formaggio, non lo metto perché piace a me. Possiamo spegnere. Un pizzico di petrosino live. Ragazzi, io a piacere non potete fare immagine, guardate fare. A dir poco spettacolo di spettacolo, come dico sempre, faccio un primo piano e facciamo l'assaggino in diretta. Che ne dite, ragazzi? Unico.
Ragazzi, guardate qua. Cremosità, si vedono i funghi, la salsiccia, condimento spettacolare, brodo fatto vegetale, con prodotti freschi, ragazzi, un risotto così, niente, un spettacolo di spettacolo. Adesso vi saluto. Vi eccito dei Gasperi 22 Bagheria, nessuno come noi, la Sicilia nel cuore. Ciao.